Salve, tifosi del Napoli! Oggi vi proponiamo un aggiornamento che potrebbe avere un impatto significativo sul centrocampo della nostra squadra. Prima di immergerci nei dettagli di questo possibile nuovo acquisto, assicuratevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità del Napoli. Questa notizia è fondamentale per tutti i tifosi che seguono da vicino il mercato dei trasferimenti, quindi rimanete sintonizzati. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è vicinissimo a concludere l'acquisto di Marco Brescianini, attuale giocatore del Frosinone. Il 24enne è in procinto di arrivare a Napoli per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. La trattativa è già in fase avanzata e si stanno definendo gli ultimi dettagli per far sì che Brescianini vesta la maglia azzurra nella prossima stagione. Ma le mosse non si fermano qui. Parallelamente a questa trattativa, il Napoli sta trattando anche con il Cagliari per definire il trasferimento di Gianluca Gaetano. L'idea è quella di portare Brescianini come solido rinforzo per il centrocampo, valutando anche la possibilità di mandare Gaetano in prestito. Questa mossa dimostra chiaramente l'intenzione del Napoli di rafforzare il centrocampo, cercando un equilibrio tra esperienza e gioventù. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che Marco Brescianini sarà il rinforzo di cui il Napoli ha bisogno per dominare il centrocampo? Come vedete questo possibile scambio con Gaetano? Lascia un commento qui sotto, la tua opinione è molto importante per noi. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video e di attivare la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sul nostro amato Napoli. Noi siamo ancora qui, sempre pronti a portarvi le ultime notizie sulla squadra. Forza Napoli, sempre!